A far scattare l'operazione denominata Tana della Luna una mamma che ha trovato nel cellulare del figlio adolescente immagini erotiche di minori. Scioccata per quelle foto ha portato lo smartphone alla polizia postale. Immediatamente sono scattate le indagini. A coordinare la vasta operazione contro la pedopornografia online la procura distrettuale e la procura dei minorenni di Catania. I giovani si passavano immagini e foto pubblicandoli in due gruppi WhatsApp, Tana della Luna, da cui prende il nome l'operazione, e Scooby Dank. 52 le persone indagate, di cui 30 minorenni. Nel Trevigiano sono stati coinvolti due giovanissimi, un sedicenne residente a Vittorio Veneto ed un diciottenne di Motta di Livenza. Tutti devono rispondere di detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Gli inquirenti, con un meticoloso lavoro investigativo, sono riusciti a ricostruire le dinamiche e le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai singoli aderenti ai gruppi, circa 300, e identificando coloro che avevano divulgato o richiesto video o immagini di pornografia minorile con vittime anche in età infantile. Numeroso il materiale informatico sequestrato che sarà sottoposto ad approfondite analisi informatiche.